3 governatori ad un tavolo con priorità comuni, dall'economia al turismo alla scuola. L'Euroregione Senza Confini muove i suoi primi passi e parte proprio dalla scuola con un piano di scambio che coinvolge Veneto, Friuli, Venezia Giulia e Carinzia. Oggi abbiamo mosso il primo passo affinché gli studenti e i giovani possano di fatto effettuare degli stage e formazione nelle regioni confinanti. Questo anche per noi per raccogliere una certa esperienza in tal senso. Si parte definendo un progetto per il 2014, un direttore che sarà carinziano, il dottor Platzer, a costi zero, e quindi si mettono insieme le buone pratiche su molti fronti: mobilità, sanità, turismo, cultura di Friuli, Venezia Giulia, Carinzia e Veneto. Abbiamo creato tutti gli strumenti che erano necessari al GECT per essere operativo, per cui fin dai prossimi mesi saremo in grado di mettere in campo dei progetti concreti. Ci rivolgiamo a un'Europa che è molto sensibile nel finanziare progettualità macro-regionali. Noi siamo la macro-regione, l'Euroregio Senza Confini, che ha le carte sicuramente tutte a posto per essere finanziata. Sul tavolo però ci sono anche i temi pesanti del lavoro, a partire dall'Electrolux. La partita di Electrolux è quella che ci preoccupa di più in queste ore, e devo anche dire che la nostra sfida è la sfida del Friuli Venezia Giulia e viceversa. Vogliamo salvare questi posti di lavoro, vogliamo parlare con l'azienda, ma soprattutto vogliamo capire se il governo si decide a convocare il tavolo a Palazzo Chigi, perché governatori, azienda e parti sociali devono essere assolutamente sentiti e seguiti da Palazzo Chigi, quindi dal Presidente eletto. Riteniamo che questo sia un attacco ad uno dei settori manifatturieri più importanti del nostro Paese, il settore evidentemente dell'elettrodomestico e del bianco, che ha con sé anche un tanto indotto. E aspettative importanti suscita anche la visita del presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin, a Trieste. È invece importante che venga a Trieste, è importante che tutto il nord-est, con Trieste in testa in questo caso, diventi di nuovo importante volano delle relazioni internazionali verso est. Il fatto che sia stata scelta Trieste ovviamente ci inorgoglisce, ma anche il segnale che l'attenzione è sempre alta. Io credo che in questo anno, che tra l'altro è anche l'anno del turismo incrociato Italia-Russia, avere rapporti con un paese in cui ancora c'è una disponibilità economica importante, in cui il Made in Italy funziona così in modo evidente, il nord-est possa dire la sua.